prestato alla Allora politica. ritorniamo qua un attimo, dopo abbiamo delle telefonate. Un attimo solo. Io volevo sentire anche il consigliere che giustamente doveva intervenire. No, io voglio dire solamente alcune cose. Prima fare riferimento un po' anche alle telefonate che sono state fatte e mi sembra che qua, prima di tutti i politici e poi mi sembra qualche volta anche gli imprenditori, non viene fuori bene nessuno. E questo qua purtroppo secondo me è un trend che, che porti da qualche parte. Almeno questi imprenditori salviamoli, creano lavoro, sviluppo, occupazione. Adesso se vogliamo criminalizzare ancora come ha fatto una certa politica, sempre sta classe imprenditoriale, però basta, dai. Così. Insomma, salviamoli 6-7, anzi. Però su alcuni interventi passati in fermi di finanziamento anche l'imprenditore perché sì, anche quelli di là, ecco. Perché mi piacerebbe che qualche volta si riuscisse a partire dal valore della politica che purtroppo è stata messa sotto il tappeto, insomma, no? Perché naturalmente sono stati dei politici, sappiamo che adesso, insomma, eccetera, eccetera, però mi piacerebbe veramente partire che è la politica che fa le scelte per il bene comune per tutti e a partire dai sindaci, insomma, che sono quelli più a contatto con la gente, che si trovano in grossissime difficoltà per riuscire a far quadrare i conti e a dare risposte. Prima questione. Seconda questione, vorrei tornare su quanto diceva il Presidente di Confartigianato, che noi siamo uno dei popoli che risparmia di più. No, molti nostri conti correnti hanno soldi dentro, solo che la gente non li spende. E quindi non mette in giro ricchezza. Perché ha paura? Ha paura, ma perché ha paura? Perché ha paura a monte, è poco tranquilla, la politica purtroppo non dà risposte, è sempre in balia. No, dovevamo vincere le elezioni, le abbiamo vinte, siamo lì e spesso non riusciamo a trovare la quadra dei conti, non siamo ancora un governo chiaro, diciamo, da questo punto di vista, e quindi la gente ha paura per il domani, sia dal punto di vista naturalmente economico, mi rifaccio a quello che diceva il dottor Sposato sulla questione che il buon padre di famiglia cerca di fare i conti e quindi cerca di stringere la cinghia più che può per cercare di vedere un futuro diverso, ma allo stesso tempo, dall'altra parte, no, ha paura perché l'instabilità politica, questo qua crea di grossissimi disagi. Naturalmente io dico dalla mia parte, noi vinceremo le prossime elezioni, giusto, prenderemo il 40% e governeremo da soli. No, e così la facciamo al 50%. No, volevo chiudere un'altra cosa. Anche sulla questione del comune e del lavoro e dei lavori. Se vi ricordate, sono stati dati, seppur purtroppo pochi, dei soldi ai comuni perché potessero pagare le imprese che avevano lavorato per il comune e quindi in qualche modo dare un po' di ossigeno a queste poche imprese che avevano lavorato e che aspettavano i soldi, perché noi sappiamo che facciamo fare i lavori e poi c'è l'accredito delle fatture. Solo un secondo sul ruolo della politica, vi faccio solo riflettere un attimo. Il Belgio sono 3 anni che non ha un governo, più 3,1 di PIL, quindi non pensate di essere così fondamentali voi politici, perché forse avete fatto un po' di confusione secondo me. Pronto? Visto che tutta l'economia ciò che va, la politica va più niente, non mi sembra funzioni così. Buonasera, da dove chiama? Buonasera, Luciano. È convinto. Da dove? Non funziona così. Noi non siamo il Belgio. Prego, dica. Guardi, veramente mi sento imbarazzato. Non so da dove iniziare. Sono un 70enne, padre di famiglia. Io ho la sensazione che questi politici, tutti, siano convinti che nel momento in cui sono stati eletti, sono stati votati, abbiano preso il diritto di onnipotenza e onniscienza. Non è così. Non è così. Questo è uno dei principali errori della nostra politica. Allora, sono un appassionato e ascolto tutti i programmi politici. Vuole che le dica una cosa? Sento parlare di miliardi di qua, miliardi di là, sovvenzioni a pioggia, tutti discorsi astronomici, ma veramente astronomici. Non capisco, devo essere il più ignorante che esista sopra questa terra. Come padre di famiglia io faccio un semplice calcolo. La prima cosa che mi metto in testa è questa.
quanti soldi ho quest'anno? È semplice, guardi che è semplice. Sì, no, mi fate Quanti soldi entrano in casa quest'anno? 100. Non posso spendere 110. Chiuso. Non state dicendo che le famiglie vanno in crisi nel momento in cui spendono più di quello che tirano? Stato, perché tu spendi di più di quello che entra? Perché? Perché lo fai? È tanto semplice. Volete fare l'algebra senza sapere e conoscere cosa fa 2 più 2. Voi siete fuori dalla realtà, ragazzi. Sì, ma non funziona. E poi, no, mi creda che siete fuori dalla realtà. Non ho mai sentito dire con esattezza quante tasse incassa lo Stato. Quant'è l'incasso dello Stato, le entrate dello Stato, solo le uscite. E addirittura il 70% della prevenzione della medicina, nella medicina, il 40% di qua, l'80%, il 200% addirittura, cose astronomiche, folli. Voi state lì per incasinare la gente, per non fare capire niente al popolo. E questa è l'errore più grave che fate. Poi volevo dire al sindaco che è lì presente, ma signor sindaco, mi perdoni, io quest'anno ho votato per eleggere un sindaco, mi creda, nel momento delle elezioni avevo 70 persone, perché erano 5 movimenti, no? 70 persone che mi venivano quotidianamente per casa, no? A dire che loro facevano il bene mio, che loro erano disposti a aiutarmi, a farmi tutto, 70 persone. Nel momento delle elezioni ha vinto uno, di questi 70 non ho visto più nessuno. Ma come? Se eravate tutti d'accordo per aiutarmi, adesso non ci siete più. Ma allora a cosa serve? E poi volevo dire una cosa, che senso ha votare un sindaco quando io ho bisogno di un qualcosa, vengo dal sindaco e mi dice, sa, sono cose dello Stato. Ma che senso ha? Ma perché io devo andare a votare un gabello dello Stato, uno che percepisce? Allora questa non è più democrazia. Non abbiamo capito tutto il suo discorso. Chiarissimo. La ringrazio del suo intervento. No, ma scherza, anzi la ringraziamo del suo intervento. Chiedo dalla regia se c'è pronta un'altra telefonata, se no diamo la parola. Sì, pronto? Pronto? È in linea. Deve abbassare il volume per poter rispondere, altrimenti c'è l'eco. Da dove chiama? La sentiamo benissimo. Da Ferrara. Dica, tanti milioni. Dunque, io sono disoccupato, ok? Sono 2 anni che sono disoccupato e nessuno mi aiuta. Che settore? Né il comune e né lo Stato. Invece gli stranieri, pur di prenderli in Italia, li vanno a prendere in mezzo al mare anche. Lo capite che lo spreco più grande dell'Italia sono questi stranieri che avete preso qui in Italia e li manteniamo? Lo volete capire che lo spreco più grande è quello? Va bene. Bisogna mandarne via almeno il 75% di loro, altrimenti non ne usciamo più da questa crisi. Lo spreco più grande sono gli stranieri d'Italia. Va bene, è stato chiarissimo. Vediamo di rispondere. Lo sapete, non so se lo sappiate. Ma ci ragionate su per l'immigrazione, sì o no, cari politici? Grazie, io ho capito perfettamente la sua questione. Chiarissimo. Prendendo in qua tutti gli stranieri. Adesso vediamo. No, ma lei è stato chiaro, vediamo di affrontare. Chi trova un bordo mattina subito? Qualcuno di voi mi deve trovare una volta mattina tutto e vuole una risposta adesso. E gliela diamo. Grazie del suo intervento. Sentiamo se è pronta un'altra telefonata. Chiedo dalla regia. Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera. Pronto? Da dove chiama? Sì, buonasera, chiamo da Treviso. Sì, dica. Niente, io volevo dire che intanto i politici anche che sono là, che sono convinti tutti di vincere a dare le elezioni ancora prima di fare, è già una cosa sbagliata. Ma quello che non hanno capito è la cosa giusta che ha detto quello della Confcommercio, là, che mi sembra. Confartigianato. Confartigianato, esatto. Che dobbiamo partire dai piccoli fondi. E il signore prima di 70 anni ha preso l'esempio dei comuni che erano i 5 candidati. Da là capiamo subito che le cose non funzionano quando una volta io ho 38 anni e sono 20 anni che ho un'impresa e quando sono partito con un'impresa c'erano 10 partiti, adesso ce ne sono 100.
Allora già da qua ci fanno votare un referendum per eliminare i partiti, ogni votazione nasce un nuovo partito e la spesa pubblica aumenta sempre. Qua è quello che non riusciamo a capire. Noi impresari alla mattina ci svegliamo solamente per pagare tasse, perché siamo arrivati a un 77% di tasse, perché io mi sono messo a calcolarle tutte quante e abbiamo pagato il 77%. Quindi se io faccio un prodotto che costa 100 devo togliere il 77%, il 23% sarebbe il mio guadagno che devo mandarci. Praticamente a me restano 3 euro. E allora io come faccio a vivere? E come farò un domani a continuare a tenere in piedi la mia azienda? E questo io che mi chiedo con questi governanti, con questa gente che vuole andare allo Stato a comandare e a fare brigare. No, non ci saremo mai. Grazie. Ci sono stati che, come hanno ipotizzato la Germania sta facendo i suoi interessi, ci sta comandando a noi, perché i nostri governatori vanno tanto a prendere gli altri stati, devono prima farsi il ragionamento da loro. Il nostro capo dello Stato che abolisce le leggi che non fanno confronto a lui, e quelle che gli vanno bene le approva e quelle che non gli vanno bene non le approva. Va bene, io non ho mai visto nessun finanziamento fino adesso che vada a favore delle piccole e medie aziende. Grazie del suo intervento, la ringrazio tantissimo. Allora, adesso io vorrei fare delle considerazioni con i nostri ospiti, rispondiamo poi alle telefonate dopo il break pubblicitario, che è proprio l'ultimo della trasmissione, così dopo possiamo rispondere a tutti anche con un po' più di tranquillità. Pubblicità, poi torniamo insieme, vi rispondiamo.